Cosa può fare la Regione per la situazione della IML? ML è una realtà che stiamo conoscendo, abbiamo conosciuto abbastanza bene da vicino, è una realtà che ci preoccupa. Da quello che abbiamo capito, dai dati che abbiamo potuto acquisire, è una crisi non tanto commerciale, di business, ma una crisi di liquidità. Quindi questo da un lato è incoraggiante perché essendoci, a quello che si dice, il business, essendoci la parte commerciale o sbocco commerciale, si tratta per l'azienda di trovare una liquidità che permetta di assolutamente in prima battuta di pagare gli stipendi arretrati, ma poi di entrare nel circolante dell'azienda e funzionare correttamente. La Regione si mette a disposizione per partecipare a un tavolo con tutte le parti coinvolte, ricordando che comunque questo è un problema tra parti private, quindi noi sicuramente interverremo con creatività e con buona volontà, ma soluzioni prêt-à-porter non esistono, non ne abbiamo. Abbiamo discusso a lungo con i sindacati, abbiamo discusso con la proprietà che ci sembra molto impegnata anche nella gestione del risanamento dell'azienda. A breve cercheremo di portare le parti coinvolte ad un tavolo e vedere se poter supportare il coinvolgimento anche nel settore bancario e finanziario per costituire un polmone che permetta a questa azienda di superare questa difficoltà. Il principale obiettivo di questa riunione era quello di riunirci tutti insieme e incominciare a intavolare un discorso e quindi alzare il livello, perché noi non abbiamo la possibilità ad oggi di interloquire con l'azienda in maniera ufficiale perché non si è aperto alcun tavolo. Oggi con i sindacati e con l'assessore abbiamo concordato che i sindacati valuteranno la possibilità di richiedere questo tavolo, allora lì sì che con l'azienda, con la Regione Liguria, con l'amministrazione locale qui, quindi il sindaco e l'amministrazione di Casalza Ligure e i lavoratori soprattutto e le rappresentanze sindacali potremo trovare un punto di incontro e verificare dei margini di trattativa, considerando che il problema principale è che l'azienda è privata e quindi necessita di liquidità che non può essere una liquidità da parte di un ente pubblico.